parlare dopo questo ottimismo così galoppante. Ma vi posso assicurare che in realtà le cose sono anche peggio di come le descrivo. Innanzitutto non ci sono tecnocrati, soprattutto geni tra i tecnocrati. Io suggerisco una nuova regola di massima per giudicare un tecnocrata genio. Devono avere ragione almeno 2 volte su 10. E non c'è nessun economista in Europa che si definisca tecnocrata, che sia in grado di indovinare 2 gol su 10 a un rigore. Quindi andrò a ricollegarmi ad alcune delle cose di cui vi ha già parlato Michael. Ha parlato di Balzac, citandone una famosa frase per cui dietro a qualsiasi grande fortuna c'è un grande scandalo, e spiegherò come funziona questo meccanismo. Quindi sentirete, imparerete come rubare 10 miliardi di euro. L'obiettivo non è che voi poi andiate a rubare 10 miliardi di euro. Il fine ultimo è che voi poi possiate essere dei leoni intelligenti, perché si cibano di pecore. Ci è stato chiesto di suddividere la nostra presentazione in 4 parti, quindi a differenza di quanto è stato fatto in precedenza, il mio discorso sarà diviso in 4 parti. Quindi io vi dirò perché siamo esposti a crisi finanziarie ricorrenti e sempre più gravi. Poi vi spiegherò come il dogma economico teoclassico possa indurre questo genere di disastro, e la terza parte consisterà nel spiegarvi perché la reazione alla crisi l'ha addirittura peggiorata. E concluderò effettivamente su una nota ottimistica, perché la quarta parte sarà dedicata a come in alcune circostanze, in alcuni momenti, siamo riusciti ad avere successo e perché anche per voi ciò è possibile. Nella prima parte sembra che si stia ponendo una domanda, cioè perché ci sono delle crisi finanziarie ricorrenti e sempre più gravi? Ma in realtà sono 2 domande. La prima si chiede: qual è la causa sottesa a queste crisi? E la seconda invece dice: aspetta un attimo, siamo sempre regolarmente esposti a crisi, allora perché non impariamo le lezioni che si possono imparare da queste crisi? Quindi nella parte 1 ci concentreremo sulle cause della crisi, mentre nella parte 2 ci concentreremo sul motivo per cui l'ideologia non ci consente di imparare quello che si potrebbe imparare. La famosa frase di Santayana, ovviamente, è che coloro che dimenticano gli errori del passato sono condannati a ripeterli. Ma anche ricordandoci gli errori che abbiamo compiuto, la nuova politica che andiamo a scegliere potrebbe essere anch'essa errata. Quindi nella parte 3 andremo ad affrontare questo tema, ma nella parte 4 affermiamo che la vera tragedia avviene quando si dimenticano i successi del passato, quando c'è qualcosa che si sa che funziona e ci si rifiuta di utilizzarlo. Perché, come ha detto Michael, non c'è un manuale di economia al mondo che vi avverta che i CEO delle elite spesso
si arricchiscono tramite la frode. E c'è un tabù primitivo, quasi tribale, all'interno dell'economia. In inglese si utilizza il termine che inizia con la F e che ha 5 lettere, frode. Quando vado a parlare a gruppi di economisti che sono tradizionalisti, inizio l'incontro chiedendo a ciascuno di loro di pronunciare a voce alta la parola frode. Non crederete quanto gli possa risultare difficile anche solo pronunciare la parola. Bene, quindi, come vi dicevo, le lezioni del successo una vera tragedia tralasciarle, dimenticarle. E citerò una frase di George Akerlof e Paul Romer, tratto da un loro famoso articolo, o perlomeno da un articolo che dovrebbe essere famoso, in cui il titolo in realtà dice già tutto. Saccheggiare, rubare al sottomondo economico la bancarotta per il profitto. Quindi la banca fallisce, oppure nell'epoca moderna viene salvata, ma il CEO in realtà si arricchisce. E questo è ciò che hanno scritto Akerlof e Romer circa 20 anni fa. Né il pubblico né gli economisti avevano previsto che la deregolamentazione dei risparmi e dei prestiti fosse destinata a produrre questo saccheggio, né, inconsapevoli del concetto, avrebbero potuto sapere quanto grave sarebbe stata. Quindi i regolatori nel settore, che capivano cosa stesse accadendo sia dall'inizio, hanno trovato un sostegno, nella migliore delle ipotesi, appena tiepido per la loro causa, ma adesso sappiamo di più. Se avessimo imparato dall'esperienza, la storia non dovrebbe necessariamente ripetersi. George Akerlof ha ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 2001. Quindi potreste pensare che gli economisti prestano attenzione a quello che dice. Potreste pensare che da quando è stato scritto questo articolo, oramai 20 anni fa, i libri di testo menzionerebbero anche argomenti come frode e saccheggio, non limitandosi a ignorare ognuno di noi qui, invece ignorano anche vincitori di premio Nobel nell'economia. Quindi, ancora una volta, qual è stata questa lezione? I regolatori del settore, quindi i pedoni, i piccoli, non i grandi, che hanno capito dall'inizio che la deregolamentazione avrebbe portato a un saccheggio e un furto di massa, e gli economisti li hanno ignorati. E dopo aver dimostrato che effettivamente c'è stata frode, dopo che noi abbiamo mandato più di 1000 banchieri di elite, di alto livello, e i loro amici in carcere, dopo che un vincitore di premio Nobel ci ha ammonito su questo punto, dopo tutto ciò, hanno continuato ad ignorare e a indurre crisi dopo crisi, tra cui anche quella in cui ci troviamo adesso. Quindi, che cosa sapevamo? Cosa abbiamo imparato di quella crisi dei risparmi e dei prestiti che è stata descritta profusamente all'epoca come il peggior scandalo economico nella storia degli Stati Uniti? E abbiamo una storia molto ricca di scandali.
Ecco quello che ha detto la Commissione nazionale che ha investigato le cause della crisi. Ecco che cosa ha riferito. Il classico fallimento di grandi dimensioni è cresciuto a un passo sempre più veloce, raggiungendo elevate concentrazioni di titoli in settori rischiosi. Ogni trucco contabile disponibile è stato utilizzato. Le prove di frode erano immancabilmente presenti, così come la capacità da parte degli operatori di mungere l'organizzazione, il che significa saccheggiare, rubare a quell'organizzazione. Ma parlando di mungere, le frodi che vi sto descrivendo non si limitano affatto ai soli Stati Uniti, avvengono in ciascun paese e sono sufficientemente frequenti per spiegare e diciamo anche hanno una cronistoria sufficientemente lunga per spiegarci quello che vi stavo dicendo, cioè molti dei ricchi si arricchiscono esattamente tramite gli scandali e le frodi che io vi ho descritto e che vi descriverò. Nella criminologia li chiamiamo superpredatori finanziari. Quando vogliamo essere poetici. Quando scriviamo invece degli articoli, li chiamiamo frodi di controllo, che è però un po' più noiosa come definizione. La frode sul controllo avviene quando una persona che controlla un ente apparentemente legale, come per esempio la Parmalat, utilizza questo strumento per in realtà frodare. E posso spesso utilizzare questo strumento, quest'arma, con impunità. In finanza la contabilità tende ad essere lo strumento di elezione e queste frodi contabili causano maggiori perdite rispetto a tutti i reati associati alle proprietà immobiliari nel loro complesso. Eppure, ancora una volta, l'economia non ne parla mai. Cosa ancora peggiore, quando molte di queste frodi avvengono nello stesso ambito, vanno a gonfiare ulteriormente delle bolle finanziarie e queste sono quelle che causano le crisi finanziarie e la disoccupazione di massa. Questo fa arricchire i CEO, produce gli scandali alla Balzac e distrugge la democrazia. Nella criminologia si parla di contesti criminogeni, una definizione lunga, ma un concetto semplice. Quando gli incentivi sono estremamente perversi, ci saranno frodi diffuse. Quindi, che cosa costituisce un incentivo perverso? La capacità di rubare molti soldi e di farla franca, di non andare in galera, di non dover vivere in una situazione di condanna morale. In pratica questo significa in inglese le 3D: deregolamentazione, desupervisione e decriminalizzazione, depenalizzazione de facto. Nella deregolamentazione ci si sbarazza delle regole, nella desupervisione qualsiasi regola residua non viene comunque attuata, nella depenalizzazione anche se a volte riuscite a denunciarli e c'è una multa prevista, in realtà non finiscono mai in galera. Quindi questa è la prima parte, deregolamentazione. Il secondo ambito è invece la remunerazione dei dirigenti e la situazione ideale per una frode contabile è veramente avere una remunerazione estremamente elevata
basata su un reddito riferito a breve termine, senza nessuna possibilità di recuperarlo, anche qualora si dimostri che c'è stata una menzogna di fondo. Queste sono le cose più importanti, ma è comunque opportuno anche che i titoli non siano facilmente verificabili in termini di valore di mercato. Quindi è molto più facile in questo modo poter gonfiare i prezzi dei titoli e nascondere le vere e proprie perdite. E se volete una vera e propria epidemia di frode, allora l'accesso al settore in questo caso è molto facile, ci saranno frodi molto più diffuse. Quindi questo era ciò che ci si poteva attendere, almeno nel mio caso. Questa è la ricetta. Ci sono solo 4 ingredienti. I banchieri in molte zone del mondo utilizzano questi 4 ingredienti per diventare miliardari. E ancora una volta è un concetto con cui Akerlof e Romer erano d'accordo. Quindi, primo ingrediente, una massiccia crescita. 2. Concedere prestiti veramente spazzatura, ma a un tasso di interesse elevato. Terzo ingrediente, un leverage, una leva estrema. Questo significa molto indebitamento aziendale. Quarto ingrediente, accantonare praticamente 0 riserve per perdite, per le massicce perdite che invece si stanno profilando. A proposito, in Europa questo ultimo ingrediente è controllato dalle norme contabili internazionali, che sono assolutamente pro frode, e tutti lo sanno nell'ambito contabile, ma nessuno ha fatto alcunché per cambiarlo. Quindi, se fate queste 4 cose, avete la garanzia matematica di avere un reddito a breve termine record. Ed è per questo che Akerlof e Romer lo hanno definito come un fatto certo, una cosa sicura, una garanzia.